Tante le novità che il commissario della Camera di Commercio, ingegnere Salvo Iacono, da qualche mese nominato all'amministrazione regionale, porterà in essere a breve. Tra questi la cessazione della sede dello STOAI, dove da sempre è stata ubicata, di fronte alla rotonda di Giunone, un canone troppo esoso ha fatto sì che viene interrotta la locazione. Quindi la decisione di spostare la sede dello STOAI presso i locali di proprietà della Camera di Commercio a suo tempo acquistati in via Atenea, di rimpetto la sede, diverse le merci che saranno esposte per fascia di prezzo e qualità e dare la possibilità alle tante aziende del nostro territorio di essere presenti. Inoltre un accordo con Amazon si sta perfezionando in modo da vendere i prodotti esposti nella piattaforma elettronica più importante al mondo. Siamo riusciti ad economizzare alcune cose nel bilancio della Camera di Commercio, stiamo trasferendo lo STOAI, se ricordate, che si è trovato per 30 anni nella Valle dei Templi, in un posto un poco fuori mano. Oggi lo STOAI, che dovrebbe significare mercato, lo abbiamo riportato in via Atenea. In via Atenea stiamo riattando alcuni locali vicino a un'esposizione che già abbiamo sui pesi e misure e stiamo creando praticamente un piccolo mostra permanente al fine di pubblicizzare i prodotti tipici della nostra terra, della provincia di Agrigento, e in particolare da questo momento stiamo lanciando, e posso anche approfittare, lanciando un messaggio a tutto quello, le attività di produzione di prodotti agricoli, di artigianato, di qualsiasi altra iniziativa, per esporle nei nostri locali. E inoltre, questo lo posso anche preannunziare, ma ad agosto chiuderemo questa vicenda, abbiamo fatto una convenzione con Amazon, per cui tutti i prodotti nostri che saranno esposti in conto vendita probabilmente nei nostri locali permetteranno a noi Amazon di aumentare un po' le vendite. Quindi chiediamo anche a tutti quelli che ascoltano o possono collegarsi sul nostro sito la possibilità di attivare questo piccolo mercato del 2000, cioè praticamente lo STOAI nel futuro si va a collegare con Amazon. Questo potrebbe consentire la possibilità di fare conoscere i nostri prodotti presto. Lo stesso turista potrebbe acquistare di più, perché con Amazon può avere i prodotti acquistati direttamente a casa. Quindi se parte un'iniziativa di acquisto, il problema è i turisti dove sono a questo punto? Cioè, prima dobbiamo portare i turisti, perché io per ora vengo qui il venerdì e il lunedì e osservo i veicoli, per vedere quanta gente fluttua in questo, perché la Valle dei Templi ha la sua peculiarità, ma anche il centro storico di Agrigento va valorizzato perché è meraviglioso, stupendo, e la storia medievale siciliana nasce da Agrigento e occorre oggi capire e sbracciarci per rivitalizzare la via Atenea. La via Atenea ha questa opportunità, specialmente in un periodo perché l'estate dura 3 mesi, l'inverno dura 9 mesi, si rivitalizza 9 mesi, potrebbero lavorare tutti, perché tutti i negozi sono chiusi, ci sono magazzini chiusi, eccetera, eccetera. Occorre una sinergia tra tutti, cosa che spesso non è possibile. Quale sarà il futuro delle Camere di Commercio in Sicilia? Io sono un commissario ad acta, sono stato nominato da dirigente regionale a ricoprire questa carica, sto lavorando con passione perché è costume mio lavorare, tu mi conosci, lavorare in tal senso. C'è sua proposta di riunificazione, ci sono molte problematiche, addirittura introdotte con la finanziaria, c'è il fondo pensioni che è praticamente una cosa difficile da andare a costituire, perché sono 3 storie diverse di 3 camere di commercio che vanno unificate in un unico fondo pensioni con gente che è in pensione da 20 anni. Quindi è una cosa che andrà, quindi secondo me prima di unificare, prima vanno valutate tante cose, tanto sta fretta non c'è, in tutta Italia si sono unificate il 50%, le altre iniziative non si sono unificate.